Su Metapolitica, il fuoriscena del potere, la trasmissione che va in onda ogni settimana in diretta sul canale YouTube dell'Identitario. Nell'ultima puntata abbiamo realizzato un dibattito sull'ultima edizione dell'Eurovision, questa kermesse musicale, questo festival, espressione di valori del potere dominante che possiamo classificare come neoliberista. E la riflessione che è emersa tra gli ospiti, il filosofo Andrea Zoc, la professoressa Claudia Placanica, lo storico Paolo Borgognone, il cantautore Rocco e l'attore teatrale Gianni Gallo, è che queste manifestazioni canore, queste manifestazioni come l'Eurovision, sono espressione di qualcosa di trash, di veramente brutto, si è persa la bellezza. Quindi questo dibattito è stata un'occasione per riflettere su quali messaggi invece l'arte dovrebbe veicolare, su che cos'è la bellezza. Molto interessante è stato anche l'intervento del cantautore Rocco che ci ha detto chi c'è dietro l'Eurovision. Scopriamolo insieme in questo estratto della trasmissione che vi invito a seguire. Delle istituzioni. Non so se avete indagato su che cosa sostiene economicamente questo festival, ma questo festival è sostenuto dai singoli stati, che sono 44 credo in questo momento, che appartengono alla WER o EBU, European Broadcasting Union, quindi Unione Europea dei radiofonici Sì, e radiotelevisive, e quindi tramite i loro contributi si versano già milioni di euro per fare questo festival. A questo si vanno ad aggiungere gli sponsor. Lo sponsor principale è la Moroccan Oil, che a quanto pare ricorreva durante tutto il festival. Ripeto, io non l'ho visto, non l'ho mai seguito l'Eurofestival, l'Eurovision, se non appunto qualche video su YouTube, qualcosina così. Ma ecco, ho parlato ad esempio proprio ieri sul mio canale con Marco Gatti, il quale lo ha visto e mi ha confermato questa cosa. No? La Moroccan Oil non c'entra niente con il Marocco, perché se uno guarda la composizione della parola sembrerebbe olio marocchino. In realtà è un'azienda israeliana, quindi Israele è il principale sponsor partner di Eurovision. E, tra l'altro, ecco, si chiama Eurovision, ma all'interno non ci sono solo paesi europei. E quindi, ecco, è la festa, il festival della disintegrazione dell'identità, e la cultura woke va in questa direzione, a cui è collegata, come diceva la professoressa Placanica, il binario, il queer, no? LGBTQ+, e così via. Ed è tutto parte della globalizzazione culturale americana, statunitense, cioè la continua necessità di voler imporre la propria egemonia culturale, perché è un modo di esercitare il potere più soffice, più morbido, ecco, ho detto soffice, avevo in mente il soft power, no? Quindi è un tiranneggiare morbido, perché tu tiranneggi le menti, ed è un totalitarismo più sopportabile, perché è meno percepito. Però dobbiamo essere consapevoli di questo, e si esercita in queste forme, tramite i mezzi di distrazione di massa, tramite i media. Basta saperlo, perché in questo modo ci proteggiamo anche rispetto a quello che vorrebbero darci da bere o da mangiare. Ecco. Poi riguardo a questa cosa del satanismo, volevo dire soltanto, ecco, una battuta per chiudere. C'è scritto nel regolamento dell'Eurovision, che trovate sul sito, che l'Eurovision deve promuovere i valori dell'EBU e dello stesso Eurovision Song Contest, che sono l'universalità, la diversità, l'inclusività, eccetera, e garantiscono che nessun concorrente, delegazione o paese sia discriminato e o ridicolizzato in alcun modo. Peccato che tra i membri dell'UR ci sia anche lo Stato Vaticano. Quindi delle due, uno, con questa esibizione satanista, visto che non bisogna ridicolizzare o discriminare o offendere nessuno Stato membro dell'UR, o lo Stato Vaticano è satanista,
oppure evidentemente è stato in un qualche modo discriminato, ridicolizzato e preso in giro. Non conosco la risposta, la lascio a voi.